Alle ultime elezioni regionali, Fratelli d'Italia aveva eletto un consigliere, Sergio Berlato. Con l'ingresso nelle sue fila di Andrea Bassi e Stefano Casali, consiglieri di centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, a qualche mese dalla fine della legislatura, Fratelli d'Italia è diventata di fatto la quarta forza politica del Consiglio regionale, se si sommano anche Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, che sono entrati nel partito mantenendo i rispettivi gruppi consigliari. Un allargamento che, secondo Ignazio La Russa, è supportato anche dalle intenzioni di voto, ma anche una crescita che sembra mettere in concorrenza i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una sorta di derby interno al centrodestra, anche a livello locale e regionale. Certi che esistono, per carità, sempre, certi piccoli provincialismi, certe conflittualità locali ci possono stare, ci stanno, ma se uno le guarda con un po' di distacco si accorge che sono niente in confronto a ciò che ci unisce, a ciò che insieme vogliamo realizzare. Il caso però appare superiore ad una bega locale e potenzialmente in grado di influenzare le prossime regionali. A Castelfranco e a Spresiano, Fratelli d'Italia sfida apertamente la Lega nelle elezioni comunali, tanto che il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boffa, ha perso la pazienza e messo in dubbio l'alleanza da Treviso a Venezia. E va bene, lui vuol dire che non le farà lui, le farà Salvini, che vuoi che ti dica. Ma la Lega fa paura alla crescita di Fratelli d'Italia? No, io spero di no, ripeto, lo dico in continuazione. Oggi, il sondaggio di oggi prendiamo, dà in crescita sia la Lega sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia oltretutto sta crescendo anche prendendo voti fuori dal centrodestra, ma se ne prende, e ne prende qualcuno dentro il centrodestra, non di Fratelli d'Italia, sono voti che altrimenti magari finirebbero fuori dalla nostra coalizione.